Buongiorno, benvenuti e ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina parliamo della potenza, della forza che è rappresentata dai nostri amici a quattro zampe, nella fattispecie dai cani che ti salvano, e nello specifico parliamo dei cani salvataggio e lo facciamo con Andrea Schiavona, a cui do il buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Da 30 anni più o meno, anche di più, Sì, addestratore diciamo cinofilo. nel 2023 festeggio il mio 30° compleanno di attività. Qual è la sua attività? Perché poi è un'attività che in qualche modo ha iniziato lei, e dopo vedremo che anche la presentazione di un libro che è quasi un unicum, forse proprio un unicum a livello mondiale, sulla preparazione del cane da salvataggio nautico. Ci fa un flashback della sua esperienza? Sì, allora diciamo che io ho iniziato 30 anni fa arrivando ad una scuola che anche quella è un vanto italiano a livello mondiale. Difatti abbiamo aperto delle sedi negli Stati Uniti e in Germania e anche adesso in Giappone, proprio per la preparazione dei cani da salvataggio in acqua. Ho iniziato questa attività che 30 anni fa appunto era, diciamo, agli esordi, perché è iniziato da poco. Qualche anno prima aveva iniziato in Lombardia Ferruccio Pilenga, che è stato questo pioniere. Io ho iniziato qui in Veneto con il mio primo cane, che era un Labrador. Ho iniziato prima diventando un allievo, per cui ho diciamo, acquisito queste competenze per diciamo, essere di supporto all'uomo in situazioni di emergenza nel campo acquatico, per poi diventare diciamo, un istruttore e continuare questa mia attività. E sono ancora qui che mi sto divertendo dopo 30 anni. Che cosa significa addestrare i cani da salvataggio? Allora, la parola addestramento risulta elevare la destrezza. Però diciamo che un addestratore è nello stesso tempo un educatore, perché deve dare un'educazione al cane a diciamo, indirizzarlo verso determinate situazioni e istruirlo appunto in questo caso anche in qualcosa di specifico come può essere il soccorso. Nel campo del salvataggio in acqua è particolarissimo per un motivo. Mentre solitamente l'animale è un animale terrestre, per cui lavora nel suo ambiente, è a terra. Faccio un esempio dei miei colleghi che preparano i cani per i cani scomparsi, le persone scomparse sotto macerie oppure diciamo scomparsi in superficie. Lavorano nell'ambiente terrestre, per cui il cane sfrutta le sue capacità innate del fiuto, per cui una sua specifica naturale, e lavora lì. Nell'acqua siamo in un ambiente particolare per entrambi. Siamo entrambi due animali non acquatici, non siamo dei pesci, però riusciamo a stare dentro questo ambiente. L'empatia che riusciamo a creare, questo è il compito dell'addestratore di cane salvataggio, deve creare una fortissima empatia, perché deve diventare un binomio che lavora assieme e che insieme fanno l'attività. I miei colleghi che preparano il cane che va su macerie inviano il cane che utilizza il suo fiuto e va a cercare diciamo, le particelle olfattive di qualcuno sotto le macerie. Io entro materialmente in acqua con il mio cane e io e lui assieme diventiamo un binomio dentro l'acqua. La particolarità è quella. L'uomo e il cane da salvataggio deve avere una caratteristica di traino della persona che viene salvata, cioè come funziona il salvataggio in acqua? Perché appunto sono 30 anni che lei fa l'addestratore di cani da salvataggio in acqua, un ruolo che è diventato sempre più preponderante, nel senso che un tempo il salvataggio in acqua c'era il, chiamiamolo così, il bagnino, no? In maniera molto semplice. Da qualche anno c'è l'apporto anche dell'unità cinofila. Che cosa rappresenta in più il cane? Cioè è comunque una figura, un ruolo che è sempre più necessario. Allora, diciamo che il cane diventa un valore aggiunto a quello che può essere l'operatore uomo. L'operatore uomo è determinante che sia preparato lui a livello tecnico per quanto riguarda il soccorso. Difatti i nostri operatori sono tutti brevettati come bagnini, perché devono avere le competenze per poter salvare una persona anche senza l'ausilio del cane. Il cane diventa il nostro motore, diventa il nostro collaboratore primario. Io mi ricordo un primissimo salvataggio che è stato fatto qua in Veneto quasi 20 anni fa, dove noi abbiamo preparato questo ragazzo con il suo Terranova, e questo ragazzo ha partecipato a un intervento che c'è stato a Santa Margherita, a Porto Santa Margherita. Ha detto: io sono partito, ho lasciato libero il cane come mi avete insegnato, sono uscito fuori, ho recuperato questo canottino con a bordo 2 bambini più il papà che era in difficoltà, ho recuperato, ho fatto le manovre che mi avete insegnato, mi sono girato, ho allungato la mano destra e Liuba era lì.
che Liuba era il suo cane. Cioè, per cui il cane aveva meccanizzato tutto questo e Liuba cosa ha fatto? Ha fatto da motore e ha riportato a riva il suo conduttore insieme con le persone in difficoltà. Il cane diventa il nostro socio veramente di lavoro, perché lui ci dà una mano e ci fa velocizzare l'intervento in condizioni, diciamo, di normalità, perché ci fa arrivare freschi da una persona in difficoltà invece che aver noi fatto, diciamo, tutta la fatica per arrivare lì, per cui ci permette di essere più lucido nella fase di intervento, poter prestare un soccorso migliore alla persona e poi adesso, perché ci siamo sempre evoluti, abbiamo utilizzato tutta una serie di strumenti tecnici che ad esempio qui in Italia verranno magari omologati tra qualche anno, però li abbiamo copiati dai bagnini australiani, che loro sono dei professionisti, che è una tavola che si usa, è una SAP. Quella di Baywatch? Sì, quella che la usano già, no, allora, ma anche il Baywatch che si usa, che si vedeva Pamela Anderson che correva nella spiaggia, adesso è stato riconosciuto e viene utilizzato, ma negli Stati Uniti lo utilizzavano 20 anni fa. Perché noi ci abbiamo messo così tanto a riconoscerlo? Perché ci hanno messo un po' di tempo la nostra burocrazia. Ma era solo un fatto burocratico o forse non c'era la convinzione che potesse essere utile? Cioè, non c'era molto la convinzione che potesse essere utile. Questo è un salvagente a cui ci si aggrappano poi alla fine, diciamo che fa da peso, fa da boa. Sì, diciamo che la legislazione prevedeva il salvagente a ciambella, quello che si vede anche nei mezzi attaccati con la fune dove tu lanci il salvagente e le persone si attaccano. Quel mezzo lì, se io sono un bagnino che parto dalla spiaggia e me lo devo tirare dietro, la forma che ha è pesante, fa un gran di attrito, di conseguenza ci metto molto più tempo. Quella forma lì è una forma di siluro, per cui scivola nell'acqua, agevola il movimento, mi permette di arrivare molto più velocemente e in condizioni migliori. È come una tavoletta da surf, se vogliamo. Sì, poi diciamo che gli australiani hanno utilizzato un'altra cosa ancora, che è appunto questa tavola che sembra un surf, ma è una SUP, che adesso se ne vedono un sacco in giro, fatta apposta con tutte delle maniglie, con una tecnica particolare, utilizzando le leve, ribaltando la tavola e poi rimettendola in posizione. Anche una persona, un uomo di 60 kg riesce a mettere sopra questa tavola anche un uomo di 100 kg. Ah, quindi è un supporto. È un supporto. Il nostro cane gli diventa un valore aggiunto di nuovo, perché il cane arriva, io posso prestare assistenza alla persona in difficoltà, il mio cane fa da motore e mi porta a riva. Quando lei dice fa da motore vuol dire che è l'elemento che traina? È l'elemento che traina. Allora verrebbe da pensare, la fatica alla fine la fa tutta il cane. E quanto si affaticano i cani in queste operazioni di salvataggio? Perché si è sempre detto non si affaticano, per loro è un gioco. Allora, per loro il cane più che un gioco è un qualcosa per cui lui è stato preparato. Non c'è differenza per il nostro cane fare una dimostrazione di salvataggio e fare un intervento reale. Beh, certo. Perché per il cane è la stessa identica cosa. Lui quando parte, anche se noi facciamo un quattro zampe in fiera, una piscina, e il cane fa la dimostrazione dentro la piscina, per il cane è quello per cui si è preparato con il suo conduttore, per cui è un'operazione di soccorso. Allora, diciamo che il cane sicuramente fa una fatica fisica, difatti i cani devono essere di almeno 30 kg, 25-30 kg di peso, proprio perché devono sopperire anche ad avere una forza fisica di una certa entità. Sono tutti cani che vengono monitorati sotto l'aspetto fisico in maniera totale, sono seguiti a livello veterinario e sono preparati a livello di allenamento, come se fossero proprio degli atleti, loro e anche noi, perché ovviamente ci sono delle tecniche dove io mi faccio trainare fuori dal mio cane, ma ci sono delle tecniche dove io nuoto a fianco del mio cane. Comunque l'elemento importante del cane è la fase di ritorno. Nella fase di ritorno lui diventa insostituibile. Sì, diventa insostituibile, perché quando io ritorno a riva con la persona in difficoltà, lui è quello che mi porta materialmente lì. E lì è bellissimo la natura del cane, perché noi uomini, se dobbiamo andare da un punto ad un punto, andiamo dritti, non guardiamo la corrente, non guardiamo il vento, non guardiamo niente e andiamo dritti, facciamo magari una fatica immane. Lui parte, tu gli dici il comando arriva e il cane ti porta a riva, magari scandagliando tutte le problematiche, utilizzando e sfruttando tutte le cose che la natura gli ha insegnato e ce l'ha dentro. Il bello è proprio quello, il bello è che lui queste cose non gliele ha insegnate nessuno, ma ce le ha dentro. È un automatismo. La natura gli dice sì. Poi io, nelle mie ricerche che ho sempre fatto, i veneziani nelle loro, diciamo, operazioni navali portavano con loro dei maiali,
che sono degli abilissimi nuotatori, perché infatti spesso vediamo anche i cinghiali che li vediamo nuotare, che adesso ce ne sono molti in giro selvatici, li utilizzavano perché quando si trovavano in dei punti che non conoscevano e dovevano tornare verso riva e non vedevano la riva, mettevano in acqua il maiale, che poi avrebbe fatto un'altra fine ugualmente di altro genere, e il maiale andava verso riva. Però torno proprio all'aspetto della fatica, cioè quanto rappresenta un lavoro, no? Perché uno potrebbe dire, sa che bisogna sempre un po' fare l'avvocato del diavolo, ogni tipo di applicazione di un animale può essere vista come un qualcosa, uno sfruttamento. Sì. Allora, io parto da un presupposto. Allora, il cane è stato, tra virgolette, selezionato dall'uomo come collaboratore lavorativo, nel senso che non dobbiamo mai dimenticarci che il cane che adesso noi facciamo dormire in divano e lasciamo in divano è un cane che magari è un setter inglese che è stato selezionato per cacciare delle ore e per correre delle ore libero in uno spazio sterminato. Noi lo mettiamo in un divano, lo teniamo... E quindi gli facciamo del male? Gli facciamo, per me è maltrattamento, è più maltrattamento quello, perché quel cane lì dovrebbe correre 10 ore al giorno dietro ai suoi istinti per cui è stato creato. Invece noi cosa abbiamo fatto? Li abbiamo resi molto vicini a noi, ma li abbiamo resi non dei lavoratori, ma dei... soprammobili. Delle sorte di pupazzi viventi che ci stanno vicino. Molto spesso qualcuno mi dirà che non è così, ma io invece penso che il cane è stato selezionato per lavorare. Inizialmente era un lupo che si è avvicinato a una discarica degli uomini del Paleolitico e ha iniziato a mangiare lì. Poi si sono accorti che poteva essere utile per cacciare, poteva essere utile per fare la guardia, poteva essere utile per altre cose. Lo hanno fatto lavorare. Il cane nasce come lavoratore. Se io prendo, ad esempio, io adesso ho un Labrador giovane che ha 1 anno, è un cane che è nato ed è stato selezionato per recuperare la selvaggina in una palude. Se io lo tengo a casa non gli faccio fare niente, lo maltratto, lo porto con me, lavora. Oltretutto i nostri cani non è che lavorano, fanno delle attività per 7 giorni su 7. La maggior parte delle persone, anzi tutte, sono delle persone che hanno dei lavori normalissimi, durante il fine settimana fanno i volontari facendo questa attività. Per cui il cane opera in estate, in questo caso perché noi non abitiamo in una zona dove si possa lavorare e fare attività in acqua tutto l'anno, in estate nei mesi clou dell'estate, e ovviamente anche i tempi di operazione veri e propri sono contingentati. Passiamo all'esperienza di 30 anni, un pioniere in questo ambito e che lei ha sintetizzato in questo testo, che adesso facciamo vedere: preparazione del cane da salvataggio nautico, applicazione della psicologia canina nell'addestramento dei cani da soccorso in acqua. Lei diceva un unicum perché ha cercato se ci sono altre bibliografie, se qualche altro suo collega aveva messo nero su bianco tutti gli accorgimenti che nascono appunto da studi, da analisi e anche da vita insieme ai cani di salvataggio. Che cosa possiamo trovare in questa guida, in questo vademecum, in questo saggio, in questo manuale? Allora, in questo manuale si trova quello che è stato appunto il mio approccio, cioè come io sono arrivato a questo elemento e come funziona l'addestramento vero e proprio di un cane, cioè dall'ABC proprio dell'addestramento, cioè partiamo da... Il cane, abbiamo un cane con una predisposizione genetica all'acqua, per cui c'è un approccio di un certo tipo. Ci sono delle razze specifiche per fare? Lei prima parlava di un minimo di stazza, ma quali sono le razze più indicate? Allora, noi ci ricordiamo i primi cani di salvataggio, che insomma è stato lei a proporli nel salone nautico di 30 anni fa, erano i Terranova neri. Esatto, allora i Terranova nasce come cane bagnino per atavica vocazione, cioè proprio diciamo che Lord Byron lo aveva citato, il suo Boatswain, che era il suo cane, lo aveva citato come appunto elemento che faceva questa attività, per cui nasce come cane da salvataggio, nasce come cane di supporto all'uomo anche in operazioni di soccorso. Noi abbiamo visto in questi 30 anni, e abbiamo iniziato con il Terranova, ma abbiamo visto che ad esempio l'utilizzo di razze specificamente con delle caratteristiche genetiche per l'acqua, come il Labrador, il Golden Retriever, il Flat Coated Retriever, cioè tutti i retriever, cani da riporto in acqua, hanno una predisposizione genetica per l'acqua, perché il nuoto fa parte di quello che sono stati selezionati. Hanno delle caratteristiche fisiche che
sono specifiche Parlano per l'acqua. di zampe Le più o meno palmate. Diciamo che un po' tutti i cani hanno le zampe palmate. La particolarità del Terranova, del Labrador e di altre razze è proprio che quando nuotano li si aprono e questi spazi interdigitali diventano proprio come delle pinne, per cui sono molto più, diciamo, proficua anche la nuotata che fanno. Meno faticosa anche. Sì. Uh-huh. Diciamo che appunto abbiamo iniziato ad utilizzare delle razze predisposte geneticamente per l'acqua, però poi io, e questa è stata una delle cose, delle mie ricerche che ho sempre fatto, io ho detto, secondo me già il fatto stesso che lavoriamo dentro l'acqua fa sì che cane e uomo insieme hanno una forte coesione, c'è un buonissimo rapporto. Perché io non posso utilizzare delle razze anche diverse, sfruttando, tra virgolette, il rapporto empatico che si crea? E lì io sono stato il primo che ho portato in acqua dei pitbull. Quindi mi faccia capire, piuttosto che selezionare una razza specifica, che va bene, però se mettiamo la coppia uomo-cane, tra i quali c'è feeling, la resa è la stessa più o meno? La resa, diciamo, che può arrivare allo stesso livello. E qui parliamo dell'importanza della psicologia, di entrare... E lì esattamente, qui la psicologia è quella che fa la differenza, perché io vado a lavorare proprio sulle doti caratteriali del cane, cioè per cui il cane ha un profilo caratteriale come ce l'ha un uomo, ha tutta una serie di doti che vengono codificate e identificate e io su quelle vado a lavorare. Io ho utilizzato dei cani che altre persone non avevano pensato, anche proprio a volte per togliere via da un luogo comune certi cani. Ad esempio ho utilizzato i pitbull, ne ho avuti 3, che io ho portato a fare il salvataggio in acqua e ho dimostrato che canalizzando le energie che questi cani hanno fisiche in un rapporto corretto con un proprietario e facendoli lavorare, ecco che torniamo sul discorso del lavoro, facendoli lavorare per cui fisicamente dando una soddisfazione. Quindi non snaturandoli per assurdo. Esatto, ma dando una soddisfazione, cioè nel senso, se io li ho fatti lavorare, li ho fatti fare qualcosa di divertente con me, loro sono appagati anche a livello psicologico. E difatti ho portato cani anche di altre razze e abbiamo portato al brevetto anche dei meticci senza il minimo problema. Il pitbull, appunto, canalizzando nella psicologia, quindi canalizzando questa sua forza che indubbiamente ha, si può anche capire, no? Però per fare il cane da salvataggio, adesso per assurdo e provocazione, un barboncino... No, anche perché avrebbe un peso troppo leggero, ecco. Però ad esempio un barbone gigante che è il parente, diciamo, maggiore quindi del è solo una barboncino. questione di stazza alla fine? È solo una questione di peso alla fine del cane, sì. Perché un cane di 25 kg addestrato in maniera corretta e con un buon rapporto col proprietario, e il mio compito è quello di creare eventualmente un buon rapporto o migliorare il rapporto che c'è, con quello riusciamo ad avere qualsiasi cane. Infatti la nostra, diciamo, il nostro slogan è sempre stato: qualsiasi cane di qualsiasi razza, basta che sia almeno 25 kg di peso, può diventare un cane bagnino. A proposito di questa analisi della psicologia canina, quali luoghi comuni errati si possono sfatare, in modo anche da, in questa circostanza, dare qualche indicazione a chi magari ha un cane e lei prima faceva una considerazione molto, molto chiara: se io ho un certo tipo di cane, penso di metterlo sul divano e di fargli una cortesia, in realtà non faccio altro che alimentare il mio egoismo, ma non do... Un cane è un cane, quindi non posso trattarlo come un bambino di 2 anni, devo farlo correre, devo fargli fare quello per cui la natura l'ha creato. Ecco, quali altre indicazioni ci può dare in merito? Quali comportamenti in buona fede anche sbagliamo e quali comportamenti sono errati, magari alla luce del fatto che consideriamo questi amici a 4 zampe come il nostro supporto psicologico, quasi snaturandone la loro essenza? Diciamo che il cane ha questo grandissimo pregio, che si è adattato all'evolversi dell'uomo. È partito come ausiliario dell'uomo nel Paleolitico e sicuramente non aveva le comodità e non aveva il benessere che ha adesso, ma è arrivato a diventare adesso un cane che si adatta. Molti cani, anche di razze che invece avrebbero bisogno magari appunto di correre, di fare altre attività, si adatta anche a restare sul divano, però
io penso che se potesse parlarci, si potesse chiedere qualcosa, come magari farebbe un bambino un po' più grandino, ci direbbe portami al parco, no, portami al parco, ok, iscrivimi in palestra, il cane non lo fa, tu dovresti riuscire a capirlo. Io dico sempre di rivolgersi a dei professionisti, non importa che attività uno voglia andare a fare, ma fateli lavorare i cani, fateli lavorare, perché tutti i cani sono nati per fare qualcosa di utile. Mi viene in mente lo Yorkshire che viene tenuto in braccio dalla signora dentro il supermercato, è nato per andare nelle tane a prendere i topi. Per cui non dico che lo devo portare nella tana a prendere i topi, però magari gli facciamo fare qualcosa che possa, se non altro, farlo muovere e divertire. Sono nate moltissime attività per dare questo supporto, ad esempio c'è i cani da pastore che dovrebbero condurre i cani, cioè il gregge di pecore, e magari non tutti possono farlo. Ci sono delle attività, ce n'è una che si chiama treat ball, dove il cane praticamente va a spostare delle grandi sfere all'interno di un campo e in questo modo tiene in mente la sua memoria genetica e va a fare qualcosa, cioè troviamo del lavoro da fargli fare al cane. C'è l'agility, c'è l'obedience, ci sono un sacco di attività che il cane può fare. La gente che ha il cane anche di media taglia può fare ricerca macerie, cioè facciamoli lavorare. Quindi non è sufficiente, io ho un cane, non è sufficiente portarlo fuori mattina e sera a fargli fare la passeggiata, quello non vuol dire volere proprio bene a un cane, bisogna anche cercare di impegnarlo e di rispondere alle sue esigenze. Diciamo che portarlo fuori per il tempo adeguato che il cane necessita è la base primaria. Però mi sa che tanti fanno solo quello, molti fanno solo quello. Oltre che ovviamente a dargli da mangiare, a trattarlo bene, a volergli diciamo bene, a coccolarlo. Sicuramente può andare bene, però se qualcuno potesse fargli fare qualcosa in più sarebbe meglio. Cioè, il mio consiglio è, no, anche perché il cane che non fa niente poi può sfociare in molte altre problematiche all'interno. Ad esempio il cane potrebbe soffrire di crisi d'abbandono perché non è abituato magari a restare tanto tempo da solo e poi magari fa delle problematiche dentro a casa. Il cane potrebbe avere delle forme di aggressività e di, diciamo, legate appunto a queste mancanze di possibilità di potersi esprimere nel modo corretto. Per cui il fatto di lavorare, io dicevo prima dei pitbull che ho portato a lavorare lì, perché? È un cane con una grande forza, è un cane con una predisposizione genetica che non ha nessuno scopo, nessuna utilità giusta nel mondo civile. Ma è pericoloso? Ma non è pericoloso. Io ho fatto vedere che canalizzando la sua forza, la sua energia in qualcosa di buono, lavorando con il suo padrone, i miei cani e anche quelli altri cani che ho lavorato non gli interessava dagli altri cani, non avevano interesse di andare a rissare con gli altri cani per scaricare questa, diciamo, questo ego che avevano dentro, ma il loro ego si scaricava venendo con me e nuotando con me. Per cui questa è stata la mia... Quali altri consigli proprio ci può dare? Allora, io posso dare il consiglio, appunto, come ho detto prima, rivolgersi a qualcuno che... Poi quando io ho iniziato un'attività di addestramento, di educazione con qualcuno che mi ha impostato, quelle regole che mi ha dato, con il mio cane posso anche fare una vita, tra virgolette, normale, però, ad esempio, banalmente, lo posso portare fuori al parco se io ho insegnato al mio cane a rispondere al richiamo, che è la cosa più importante che ci possa essere. Io lo lascio libero, lo richiamo, il cane torna da me, io faccio una bella vita io, il mio cane si sente libero, partecipa con me perché io lo richiamo e questo può già essere un qualcosa. Rivolgersi a un professionista che ci dia degli input e che ci dia delle indicazioni su cosa far fare di meglio al cane. Lei in qualche modo mi sta dicendo che non esiste cane che non è addestrabile? Non esiste un cane che non è addestrabile. È il padrone forse che non riesce ad addestrarsi al cane. Infatti io dico sempre che il compito di un addestratore è quello di addestrare il proprietario, perché il cane moltissime cose le sa fare da sola. Quanti acquistano, insomma, prendono un cane senza nemmeno sapere da che parte cominciare e prendendolo poi magari anche lo rilasciano creando delle ferite incredibili all'animale? Moltissime persone, molto spesso i cani vengono presi a volte per moda, a volte i film ad esempio fanno dei danni irreversibili. Mi viene in mente il film con Richard Gere, Hachiko, che parla del Akita
Inu che appunto andava tutti i giorni a prendere la stazione, poi quando lui è morto andava, e la gente tutti a comprare l'Akita Inu senza sapere che tipo di cane è. C'è stato un film 2 anni fa, 3 anni fa, che parlava di un cane che veniva utilizzato dai militari americani in operazioni ed era un pastore belga malinois, e tutti a comprare il pastore belga senza sapere che cane è. Adesso c'è una grandissima moda di tutti questi Amstaff che sono dei pitbull, anche se gli diamo un altro nome, e ce ne sono tantissimi. La gente li prende, noi andiamo nei canili e abbiamo centinaia di pitbull o di Amstaff portati lì, perché quando diventano un pochino più grandi, che hanno bisogno di avere un proprietario che sia consapevole del cane che ha. Quindi è un cane con con certe caratteristiche. Ci sono molti cani che hanno non delle è un Labrador, non è un Golden Retriever, bisogna... Io parto dal presupposto che qualsiasi cane può diventare, tra virgolette, pericoloso se non viene gestito correttamente dall'uomo, perché non dimentichiamoci che il cane ha un apparato dentario che sia un Labrador sia che sia un Pitbull può far male, per cui dobbiamo essere noi che dobbiamo insegnare al cane. Ovvio che ci sono delle razze che hanno una predisposizione maggiore ad alcune cose e delle razze un po' meno. Hanno caratteri diversi, caratteri più docili e caratteri un attimino più... È proprio la selezione genetica che è diversa. Personalità un po' più forti. È proprio la selezione genetica. Banalmente, una caratteristica dei pitbull che la gente non sa è che è il cane più docile nei confronti dell'uomo in assoluto, perché non dimentichiamoci che la selezione che è stata fatta molto brutta, possiamo dirlo tranquillamente, perché i combattimenti sono ignobili. Era per dominarlo. Ma la docilità è che il cane nei combattimenti doveva a un certo punto finire il combattimento su richiesta del proprietario, e un cane che finisce un certo tipo di attività su richiesta vuol dire che c'è una docilità. Ma senta, cambiando gli impegni di questi animali, si cambia un po' la razza, si può mitigare come sono stati geneticamente selezionati per questo tipo di combattimenti? Nel tempo, per fortuna smessi i combattimenti, si può riportare in qualche modo la razza a più miti consigli? Sicuramente. Allora, parlavamo proprio molti anni fa in una trasmissione con il professor Mainardi e diceva il bulldog inglese nel Settecento veniva utilizzato per combattere con i tori nelle arene. Il nome bulldog era per questo motivo. Ed era un cane con delle caratteristiche di aggressività, con delle caratteristiche di un certo tipo, perché doveva fare quel tipo di lavoro. Adesso i bulldog inglesi non sono assolutamente cani. Se noi facciamo passare delle generazioni di cani che non fanno più quel tipo di attività, in un pitbull, in un Amstaff, il gameness è molto forte anche adesso, perché non dimentichiamoci che i combattimenti tra cani purtroppo in determinate parti del mondo ci sono tuttora. Per cui un po' di gameness rimane. Senta, un'ultima cosa, il rapporto cani-bambino, è vero che bisogna farli interagire senza problemi, un minimo di attenzione ci vuole, proprio perché lei parlava sempre di questo apparato dentale che quello è? Allora, la comunicazione del bambino a volte è un pochino particolare e per il cane può essere contraddittoria. Io dico che i cani e i bambini devono stare assieme. Io sono convinto che un cane e un bambino stanno bene, un cane è un valore aggiunto nella crescita di un bambino, sempre con la presenza di una persona che gestisca questa cosa. Perché io, se sono un bravo proprietario, se sono un bravo conduttore del mio cane, filtro qualsiasi cosa possa accadere da parte di un bambino che potrebbe essere pericoloso. Se non c'è la mia presenza, il cane potrebbe leggere, interpretare un comportamento del bambino in un certo modo e reagire come reagirebbe con un altro cane. Cioè, banalmente, se noi abbiamo un cucciolo di 4 mesi di Labrador che è 15 kg e abbiamo un bambino di 3 anni che ne pesa 10, il cane gli salta addosso, lo tocca con la bocca, con i denti, gli fa male. Per cui noi dobbiamo essere lì e se c'è un comportamento che non va bene dobbiamo modificarlo. Quanti cani ha addestrato e quanti cani ha avuto nella sua vita? Allora, partiamo dai cani che ho avuto, che sono meno dei cani che ho addestrato. Allora, nella mia vita per il momento ho avuto 6 cani. Solo? Solo 6. Ho iniziato 30 anni fa, fortunatamente ho avuto dei cani longevi, nel senso che hanno vissuto abbastanza tempo. No, ma io pensavo ne avesse 6-7 in contemporanea. No, in contemporanea ne ho avuti, il massimo di cani che ho avuto in contemporanea ne ho avuti 4. Di più è assurdo, no, diventa difficile la gestione e diventa difficile muoversi poi a livello logistico perché devi avere anche un mezzo per poter portare 4 cani. Addestrati una media di 20 cani l'anno per 30 anni, diciamo 500 cani. Il cane è davvero il miglior amico dell'uomo.
il cane è il migliore amico dell'uomo, l'uomo non è il migliore amico del cane. Io ringrazio Andrea Schiavone, preparazione del cane da salvataggio nautico. Ci sono indicazioni per chiunque insomma possiede un cane e voglia anche un po' esplorare quella che è la psicologia dell'animale, che Certo, insomma e bisogna in più c'è conoscerlo. anche dentro una cosa molto importante che è la possibilità dell'acqua che dà per risolvere gli eventuali problemi di comportamento e vizi di comportamento che il cane può avere per riuscire appunto a vivere meglio insieme con noi. Quindi l'acqua è uno strumento educativo? Moltissimo. Io ringrazio ancora Andrea Schiavone, Antonio Crepaldi editore, preparazione del cane da salvataggio nautico, applicazione della psicologia canina nell'addestramento dei cani da soccorso in acqua, come si diceva prima un compendio che è un unicum a livello mondiale in questo tema. Grazie per essere rimasti con noi questa mattina, ci rivediamo domani mattina, arrivederci.